Brutta disavventura per un rapinatore scoperto grazie al suo DNA. È successo a Canicattì. Si tratta di Angelo Sferrazza. L'uomo, nell'agosto 2014, avrebbe commesso una rapina a mano armata ai danni del gestore del distributore Agip di via Carlo Alberto. Ad incastrarlo il DNA prelevato dal cappellino che indossava durante la rapina. Infatti, una volta chiesto il denaro è riuscito a scappare, ma durante la fuga ha perso il cappellino. Ad eseguire gli esami sono stati i carabinieri del RIS di Messina. Ancora una volta, quindi, la prova scientifica ha risolto un caso che, diversamente, sarebbe rimasto senza un colpevole, tenuto conto che Sferrazza, al momento della rapina, era a viso coperto. L'uomo, quindi, su disposizione del GIP del Tribunale di Agrigento, è stato posto dai carabinieri della stazione di Canicattì agli arresti domiciliari e dovrà indossare il braccialetto elettronico.